La parola fine per l'epidemia è lontana, nuovo caso a Wuhan, il primo da più di un mese. La Corea del Sud individua un nuovo focolaio. La corrispondente Giovanna Botteri. Le passeggiate lungo il fiume Azzurro sono riprese a Wuhan. Nell'epicentro dell'epidemia anche i ristoranti ormai hanno riaperto. Da più di un mese non si registrano nuovi casi o decessi. Poi un uomo anziano arriva all'ospedale, è in gravi condizioni. I sintomi medici li conoscono fin troppo bene. La diagnosi immediata li conferma: coronavirus, il primo caso dopo 36 giorni. E nella provincia nordorientale di Jilin si registrano 11 nuove infezioni. La Corea del Nord, con i suoi focolai ufficialmente taciuti, è solo a un passo. Quando si esce dalla fase critica e si allentano le restrizioni, sono alti i rischi di una seconda ondata. Per questo la Corea del Sud, paese modello di contenimento, chiude bar e locali notturni a Seul. Da lì è partito il contagio che ha già raggiunto una 60ina di persone. All'origine un 29enne positivo ma asintomatico in giro per i nightclub. 7.000 persone sono state messe in autoisolamento, mentre le autorità sanitarie stanno testando chiunque, direttamente o indirettamente, abbia avuto contatti con il paziente 1.